va benissimo, tutto bene, alla grande, questa commedia è un poco particolare, un poco vietata ai minori di 18 anni, ci sono 2 spogliarelli, ma non sono io che mi spoglio perché altrimenti sarebbe ancora peggio. Venite, venite. Scusate, permesso? Oh, questo è il nostro amico Carmine che purtroppo non ha potuto partecipare. Ciao a tutti, hanno detto che hanno trovato uno più bravo di me. Più bravo, e quindi Cacciamo. vieni qua, venite, ragazze, sala trucca, attrici, tutti qua, come sempre. Buonasera. Ciao, buonasera. Lei è Marina, Buonasera. Laura, Maria, Chiara è la protagonista della commedia. Oh, signore. Imma. Vabbè. Qua c'è state spogliarelle a non finire. Di livello, La commedia, di livello. La commedia l'abbiamo adattata in 3 epoche diverse. Inizio secolo, era fascista e era meno male che Silvio c'è. Perché la trama di questa presidentessa parla di questa donna che fa fare carriera a tutti gli uomini che incontra, è una cosa proprio attualissima. Ci sta pure Corona con le sue interviste, cioè, Sarà una cosa divertente. Ci divertiamo, sì, no, senza piangere, no, sembra una cosa per far ridere, insomma. Il nostro amico Vincenzo che parla solo inglese in questa commedia, no, dice pure qualche parola in italiano. Però, in italiano? Però l'abbiamo scelto proprio perché parla inglese. E Maria, ecco, questa è un'altra che parla solo inglese. Infatti quando parlano tutti e due, Yes, I am married. io non so come dicono, quindi non so correggerlo, che parlano. Ma sono sicuro che ho detto tutto bene. Che tanto- spiega. Infatti lui non osa richiamare. No, ma poi non ne capisco proprio, quindi non lo so, ma si parlano così. Antonio, dove sta Antonio? Eccolo qua, Antonio, eccolo qua. Il nostro piccoletto, il nostro grande Antonio. Sta facendo strada pure lui, piano piano Complimenti. prenderà il posto, no? Felice, arcidiacono. Vabbè, e io che devo dire? Niente. Chissà, prima o poi riuscirò a pigliare sto cantiere. Prenderà il nostro Che ospite. dire, Che 21 dire? anni di storia del teatro popolare napoletano nella Chiavica, però siamo ancora qua con il maestro. Allora io doveva fare lui la parte, hanno chiamato me, però per fortuna è venuto, quindi si riprende la parte. Grazie Carmine! Il vestito, Vabbè, ci divertiremo, insomma, come sempre, speriamo. Pubblico. Io a bastoni, sto a piombo! Dottore, state dicendo cufone e fesserie, ma quante volte ve lo devo dire che i 2 quando è secondo si passa? Guarda chi lo comprò il nuovo. Chi è normale. Poi, chi la ieri sera chiude a Napoli, come a tutti i giovedì a sì. Ma perché? Tutti i giovedì va a Napoli? Ma a fare chi? A Puzzuliano. Oh, avvocato, vi prego di utilizzare un linguaggio consono. Vi ricordo che siete in casa del presidente del tribunale di Nocera, Bocchetti, sveglia! Sveglia! Come si bella ciaciona mia! Ma quale ciaciona? No. Scusate Presidente, che ieri ho fatto tardi, dovevo studiare un processo. Sì, sappiamo bene che processo doveva studiare, è vero. Ma insomma, dico io, voi siete un giovane funzionario e vi permettete di fare quello che fate. Vergognatevi! Presidente, ma oltre a essere il funzionario, ma ricordiamo il più giovane funzionario d'Italia, sono anche un uomo e quindi è una cosa naturale. E poi in questo paese non ci sta niente di eccitante in fatto di donne. Vabbè, entriamo a giocare. Grazie. Presidente, lo sapete che il vostro capo, l'onorevole Clemente Pelloni, sta in viaggio dalle nostre parti? E a voi chi ve l'ha detto? Il giornale. Ma che elemento io non capisco. Ogni governo che cambia lui riesce a farne parte, o di destra o di sinistra. E si vede che è bravo. Si vede che non vota Bannera. Avvocato, ricordatevi che quello un giorno potrebbe essere il vostro capo, Giorno, ma per fortuna oggi è il vostro. Sì. Ah, perdono.
Signori, vi presento mia figlia, ritornata 8 giorni fa dall'Inghilterra, i miei amici del tribunale. Oh, very pleasant to meet you, Salve, sir. salve. Very pleasant. È stata 3 anni a Londra per imparare l'inglese. Ma si è scordato l'italiano. Un incidente, la botta in capo e ora soffre di amnesia. Mo ci capiamo a gesti. Tu volere qualche cosa da me. Yes, my mother sends me to take a piece of paper for baking. No, io parlo un po' inglese, ma questo va troppo svelto. Ripeti, cionco, piano, piano. Che volere? Paper. Ah, buona papera! Ah, tu volere pepe? No. Papera, qua. No, qua. Tutta No. colpa del progresso. Fate imparare le lingue. Poi qua noi siamo imparati l'inglese e ora non ci capiamo più. È incredibile. Bellina, bella mamma, dove stai? Mia. Donna Filomena, buonasera. Saluta al pure. Buonasera, donna Filomena. Ma tu volevo pepe? Lellina, ma tanto ci può portarmi quello che ti ho chiesto. Volevo pepe. Io volevo pepe, secondo te? Io volevo pepe, facevo venire a te. E tu quando mai sei stato pepato? Tu sei insipito. Ah sì no, ora mo non facevo presidente del tribunale a Nocera, lo facevo a Napoli. Signora, voi volevate la papera, è vero? La papera? Ma vi pare possibile? Che voleva? Io volevo un po' che giornale per ci mettere le scarpe per andare alla valigia. Mamma mia. Tieni. Yes, giorno. I shut my trunk. Oh. Sì. Magari. Ecco la sacci. E tu hai risposto sì. Vabbè, ma volevo dire pure no. Dunque, vogliamo riprendere a giocare? Sì, ricominciamo. Ma ci lasciate proprio oggi, signor, domani c'è la festa. No, io adesso avete ragione, devo partorire con mia figlia Lellina, devo espatriare. Io vado prima a Napoli e poi a Gaeta a trovare mio zio Pancrazio. Io ci vado tutti gli annali da mio zio Pancrazio. Ma voi conoscete mio zio Pancrazio? Per favore, Quello tiene il più grande ristorante di Gaeta ed è pure un cuoco imperfetto. Ma come? Non conoscete il famigerato Pancrazio di Gaeta? Filomena! Quello è molto ignoto al suo paese, eppure a quelli vicini. Ha inventato la famosa frittata Rocco Patani e Cipolla, che è la punta di diamante del suo ristorante. Ah. Caspita! Però, E voi non lo conoscete? a verità, no. E allora non capite proprio niente di arte col culinaria. Pigliate da te, pegnavo, una ricetta, facete sempre così non vi ascoltare. Filomena, ma stiamo giocando! Voi dovete sbattere 4-6 uova. Scusate, una Filomena, 4 o 6? 4, 6, a piacere questo panino e ci mettete dentro pepe assai e sale assai. Ma no assai. Filomena, stiamo giocando! E tu perché non facevo l'intervento? Ma secondo te una cosa così buona da mangiare non interessa, no? Io può riuscire a me che facevo la cuoca, Perché? A dove mi hai conosciuto? Là mi hai conosciuto, là mi hai sposata, là mi hai sedotta. Guardate il cavardato. Filomena, ma lascia stare, sto con gli amici, poi si sta cenerini! Quando ci sono io devo luccicare. Andiamo a aprire. È incredibile! Signore, allora ci lasciate? Sì, per fortuna. Signora, ma... Sì. E mi dispiace che io non posso assistere all'esecuzione. Rimane a sparana. Ma io devo andare da mio zio Pancrazio, anche perché ha aspirato un ultimo desiderio. Ma che sta male? Dottor, chi le sta meglio di voi? Accira voi a mio marito. Grazie per l'interessamento, Ha aspirato l'ultimo desiderio, che vuole vedere a mia figlia Lellina, che non la vede da quando se ne andiamo a Londra e poi è tornato. Ma se adesso mi consentite, prima di inoltrarmi nel viaggio, voglio fare un sepolcro con mio marito. Do le mie ultime volontà. Ma prego. Ma Rocco se ne va. Mettete un attimo, voi continuate a giocare, casomai con il morto giocate, Dunque, facciamo questo separé, che vuoi? Allora, Sì. mi raccomando, la sera, prima di andare a dormire, Sì. uno, devi sputare tutta l'allumata.
Secondo, e chiudono tutte le finestre. Terzo, se troneggia o pioveggia non uscire fuori al ballatoio, potresti morire fulminato. Mamma mia, che fenomeno. Quarto, Sì. non ti permettere di assettare un coppo di vano se prima non ti sei pulito il di dietro. Hai capito o no? Questo lo vedi? Ah, tu lo sai, io per l'igiene del personale ci tengo assai. Ah, poi ti volevo dire, io stamattina ho avuto un lungo collocamento con Zio Pasquale. Ah, t'ha trovato posto? Ma quale posto? Lui mi ha detto, Filomena, non ti preoccupare, allontanati pure senza indiscrezione, che a tuo marito me lo controllo io. Zio Pasqualino. Quando torni ti conto tutto pilo. Zio Pasqualino. Facciamo, raccomando, stai sotto controllo. Vabbè. Filomena. Ma esceniamo a forza, perché lascia stare. Andiamo là, una lucicata. Stanno gli amici, posa. Signora, ma ve ne andate proprio domani che c'è la festa. Ve l'ho detto, scusate, io devo partire. Vabbè. Signore, ma voi non ci vedete sempre. A questo punto, sai che vi dico? Statevi attenti ai pomi del treno. Sì. Cancelli, piace pazzia, ma vi do un suggerimento. La sera, quando uscite dal caffè Chantal in dolce compagnia, mettete una bella barba finta, un pare baffa e una parrucca in capo. Io, ma cosa dite? Non è vero. E che te ne sono occhi futurati e prosciutto. Io vi ho visti con questi occhi qua medesimi, e gustivo talmente ammapugliata che non mi avete arrotata. Che se facesse la rotasso io? Vabbè, adesso mi vado a preparare. Premettete. Prego, signore. Bravo! Bravo cancelliere, il caffè Chantant. Ma che pulita mi presi da sto paese da tristezza. E chi c'era al caffè Chantant? C'è la Fanny Bijou, la famosa canzonettista. È un spettacolo divertente. Una specialità. E che serate e che musica. Ma che cosa? Ma quando la Bijou canta, ti dirà se pilarindona. Che canta? Presidente, volete sentire, Presidente? Chi ti dirà se pilarindona, quando mi quando mi E ti rammello si pilarindona, sono stato insomma, Fanny Bijou è la regina del caffè. Sì, ma contegno! Ah. E poi dopo, perché Fanny, dopo il caffè Chantant se n'è andato in albergo, ma non da sola, in compagnia di un uomo depravato come lei, uno senza morale, senza educazione, e hanno fatto un'orgia tutta la notte, disturbando tutto il vicinato. Tant'è vero che stamattina si sono venuti a lamentare con me, hai dovuto convincere l'albergatore a sporgere denuncia. No, sì. Signor, fuori c'è stato un ciccio, il proprietario dell'albergo Stella che vuole parlare con voi. Giusto appunto, permettetemi 2 minuti. Prego. Mannaggia morte a stramorta. Ma che succede? Sono rovinato. Ma perché? Che è stato? Perché stanotte all'albergo Stella con Fanny c'è ste via. Voi? Sì, state a sentire. Ero stato a cena dalla famiglia di Stasio, si era bevuto un pochettino. Insomma, io per tornare a casa passo avanti all'ingresso del teatro. Vedo dall'ingresso degli artisti che vedo una donna bellissima. Era lei, era Fanny. Allora io mi butto sui piedi e mi offro di farle da cicerone per farle visitare il paese. Insomma, lei scoppia a ridere, ce ne andiamo in hotel, amici che notte. Abbiamo bevuto champagne e cantato per tutta la notte. Che tirasse via ridonanza. Tutto un repertorio. Amici, quella non è una donna, che è le vulcane o Vesuvia. E io mi immagino quelle le mosse che fa sul teatro, Lo mi immagino sapevo. invece in privato. Lo sapevo, è bravo. È bravo l'avvocato Bocchetti, Sì, Presidente, vengo un attimo che finisco questa passata. Avvocato Bocchetti, Sono rovinato. eravate voi in compagnia di Fanny Bijou. Ma insomma, ma dico io, ma vi vergognate? Voi, un giovane funzionario del tribunale, avete addirittura rotto un pianoforte. Quelle c'era Ma la ricordate la circolare del sottosegretario della giustizia Clemente Pelloni? Uovo da Bannelli. Non vi permetto di parlare così. Ma insomma, ma cosa vi siete messo in testa? Mi avete mai visto andare a Napoli a me? Mi avete mai visto andare al caffè Chantant? Ma Presidente, ma noi mica siamo ammogliati come voi. Sì, sono ammogliato, beh, che c'entra? Sono sposato con una cuoca, che c'entra questo? In un momento di debolezza l'ho sedotta.
O forse mi ha sedotto lei, a me questo non l'ho mai capito. Ho sbagliato e sono stato punito. L'ho sposata e da allora non ho avuto né una donna e né una cuoca, ma una moglie. Vabbè, Presidente, ma voi siete un santo. Non c'entra, non c'entra. Io sono solo una persona che crede che dando il buon esempio può conservare le tradizioni della virtù. Io in 25 anni di matrimonio non ho mai, e dico mai, tradito mia moglie. E mi è testimone Gio Pasqualino. Mai tradita mia moglie, E lì giù il giornale, mi fate fare pure un cappello. E lì giù il giornale, che menato, mi metto gli scarpariti, sì, e lì giù. E ci stata pure che stanno a preparare il trasferimento dei presidenti del tribunale. E beh, che già fa? E tu mi stai chiamando da mano così, senza fare niente, Che sì? devo fare? Sono 10 anni che stiamo ammoffendo a Nocera, 10, e senza mai avere una promozione né un avanzamento. Hai capito no? Io, da 10 anni, sai quanta agitazione che avesse fatto? Si è fermato lei. No, ma non siamo a forza, niente, ad asciugare. Addasci con Morichi, addasci con Morichi. Signor, però permettete, quello il presidente si contenta, Ma la presidentessa no. Voi lo ricordate? A Don Michele Bonalana? Dopo 2 anni che stavano a Nocera il trasferimento a Napoli. Presidente, ma voi vi dimenticate che Don Michele Bonalana teneva una bella moglie. Il trasferimento fu merito della signora Bonalana, una donna molto gentile, molto... Perché io non fossi gentile? No, signora Filomena, però questo non lo dovete dire, perché quelle sono altre gentilezze, capite a me? Angeli, oggi capita a voi, ma volendo anche io so dare le mie gentilezze. Ma che vuoi dare? E perché non ti è mai venuto per capa di portarmi a Napoli a conoscere il tuo superiore? No, me lo sarei preso io. Ma che te vuoi pigliare? O pigliavo poco Cannarone. Prima ci facevo la famosa frittata dopo patate e cipolla. E poi avrei se non ti mandavano. La Sardegna. Che io stavo. Sempre una donna di sesso effeminato sono. Come no? E poi si sa, l'uomo va trovando solo una cosa. Ma questa volta entro io in azione. Povera. Ma per favore, stai calma. È incredibile. Già sta calma. Mommy, the carriage is ready. The carriage is ready. Avete capito qualcosa? No. La verità, niente. Ripeti, cuoncio, cosa volere tu? Carriage is ready. Che sta brillante idea che hai avuto, tu ci fai imparare l'inglese. Ma mica c'è il testo scritto in italiano. Signor, vuoi riuscire che la carrozza sta a basso? Sì. Ma perché? Tu capisci l'italiano? No, Inglese? oggi vista la carrozza a basso. Addirittura la carrozza. Ma scusa, tua figlia ha voluto il cocchio? La mamma gli ha preso il cocchio. Non credo che ti incacchi per un cocchio. Che cacchio! Vabbè. Va bene, allora che vuoi fare? Ti vuoi degnare di accompagnarmi alla stazione con la carrozza? Vabbè. O fu da me? Ma accompagno, amici, accompagno un attimo. Allora ce ne andiamo anche No, noi. voi continuate a giocare, io subito torno, poi riprendiamo a parlare. Sicuro? Va bene. Giocate e dopo torno. Va bene. Vabbè, ma raccomando a casa, e specialmente agli ottoni. Ai violini ci penso io, non ti preoccupare. Andiamo scemi, andiamo. Andiamo per il giardino. Andiamo per il giardino. Subito dopo. Arrivederci. Finalmente stiamo un poco pieni. Sto fatti se ne sono andati. Però che palla, sta partita di carte tutte vernarì, mamma mia. Ma almeno sapessi giocare. Niente. Il suo che fa? Ma tutte e più. Avrà ragione che il presidente dello tribunale, se no stesse fresca. Perché io ci potessi preparare una bella lezione, io ce la facessi da con tutto cuore. Adavarè. Ci sta! Sta camminando! E invece l'aspetto qua! E tu qua stai? Bijou, e che ci fai qua? Avvocati, ci cancelli pure a signora Cacca, non può stare. No, vai, tranquilla, me la vedo io, vai. Io non voglio sapere niente, avvocati, io non ho già visto niente, parti chiaro. Vai, me la vedo io, vai, prendo tutta la responsabilità. Mi vuoi presentare ai tuoi amici? Hai ragione. Dottor Miglietti, avvocato del Mulino, la signorina Fanny Bijou. Bene.
E cosa ci fai qua? Ah, e lo devi chiedere al tuo amico, al presidente del tribunale di Nocera, a Placido Aiello. Ha fatto chiudere l'albergo, ma lui non sa che io sono un artista e questi affronti io non li perdono. Ma perché? Che è successo? Che è successo? Ha fatto chiudere l'albergo per schiamazzi notturni. Per la festa di stanotte, sciusciu. Per la festa di stanotte? Sì, mi ha cacciato come una sgualdrina. Articolo 321 del codice penale. Chiamazzi notturni. Scandalo in luogo pubblico. Ma io non sono una sgualdrina. Ma questo si vede, certo. Io sono un artista. Io ho studiato all'Accademia d'Arte Drammatica. Io ho studiato al conservatorio. Io oggi ho fatto la traviata di San Carlo. Avete fatto la traviata? Sì, per poco. Perché poi sono passata al Caffè Chantant, dove sono diventata la regina del Caffè Chantant. E che il presidente lo ciuccio mi fa cacciare, a me! Ma non capisce proprio niente. Ah sì, ho capito. Fanny, quindi tu non hai un posto dove dormire? Assolutamente no, non so dove andare a dormire stanotte. Che idea, amici, statevi a sentire. Fanny, ti ho trovato un posto per dormire stanotte, un posto magnifico. Ah, veramente? Dormirai qui. Qui? Sì. Avvocato, ma voi siete asciuto pazzo. No, scusate, se la signora Filomena non c'è, allora il suo posto nel letto è libero. Fanny, se riesce a sedurre il presidente, insomma, se Don Placido riesce a tradire sua moglie, ci sarà per te un bellissimo regalo. Ma io vedo un poco difficile sta cosa. Ma non vi preoccupate. Tu non conosci le mie caparbietà. E le sue qualità nascoste, non per dire. Sofia, vieni qua. Ma chi lo pure Avete presidente? chiamato? Sì, senti, noi vogliamo fare uno scherzo a Don Placido. Porta la valigia. Dove sta la tua valigia? L'ingresso. Poi prendi la valigia della signora e portala nella camera di Don Placido. Signor, ma voi state pazziando, io aiutarvi a fare queste cose. Mai. Quando si può fare però un piacere, bisogna farlo disinteressatamente. Allora, Fanny, guarda. Quella è la tua camera, vai. Oh, e com'è bella! Tende verdi, che copriletto! E che pulizia! Ma che fa la moglie di questo Ma presidente? è una cuoca che lui ha sposato. Lui è un vero gentiluomo, ma lei è una lavandaia. Ah, ma che Però scegliere tutta la giornata. Signor, la sua specialità è quella di scegliere tutto, dal pavimento agli ottoni. Vai. Basta la valigia. Ah, portala dentro. A me sto scherzo non mi piace, io non voglio sapere niente. Vai. Io vedo nero. Voglio un bello voto. Fanny, la notte è tua. Fatti onore. Guarda, se ti stanno uscendo per il giardino, andiamo. Venite, stanno guardando. Ma insomma. Ma si può sapere perché ridi? Ma che lei si può manco ridere? E gli amici miei se ne sono andati. Ma se ne so aiuto. Poi non ride che mi fa nervosire. Ma io non rido senza una ragione. Vammi a prendere la mia giacca da camera, vai. Questo è proprio scemo. Mia moglie sicuramente l'ha infettata. Ah, è femmina e che c'è da... Ah, mi poi è esagerato. Pensi su lasceria. Oh, Placido! Perché non te ne vai a Napoli? Fatti trasferire! E io me la immagino a Napoli. Oh, guarda qua, come sporco! Devo scigliare! E che c'è dentro? Che pesantezza! Che stai scemo? No, la già cacciacca, la devo cacciare. Mamma mia, che stanchezza. Eppure il papà è lucido. Io ti dirassi pilarindo naso, quando mi ringhie vaso, quando mi ringhie vaso. E i pili rindonati in da camera di mia moglie. Si pilarindo naso, quando mi ringhie vaso. Una donna! E voi chi siete? Che ci fate qui? Sei Placido Aiello. Sì, e voi chi siete? Presidente del tribunale. Sì, ma voi chi siete? Io sono Fanny Bijou. Fanny? La regina del Caffè Chantant.
E perché? Chi mi ha fatto entrare in casa mia? Perché siete Voi! qui? Io? Sì, voi avete fatto chiudere l'albergo dove io ero alloggiato. E voi volete che dorma. Ma questa è Per violazione strada. di domicilio! No, ho saputo che vostra moglie non c'era e ho preso la sua camera. Ma che? Ve ne dovete andare, qua non potete stare! Perché? Perché? Ma non Come ti perché? preoccupare. Su. Ma quale su? Domani torno a casa. Ma che domani? Ve ne dovete andare subito! Tornate in albergo e vi faccio io una carta! No, è possibile, non c'è un buco libero per me. Allora andate dove volete, ma qua non potete restare. Se passate la notte con me qua sotto, domani diranno che abbiamo passato la notte assieme, sarebbe uno scandalo. E avranno ragione. Che cosa? Perché noi la passeremo insieme. Ma che state dicendo? Ma siete pazzi? Vieni qua, io ti farò cullare dalle mie braccia. Io ti farò scoprire l'amore. No. Vieni. Io sono un uomo di scienza. Non fa niente. E la scienza che tengo io. No. Vieni qua, su. Assolutamente. E poi Vieni te lo devo confessare. Vieni qua. Via. Vieni. Io in amore non ho temperamento. In tribunale sì, ma in amore no. E te lo farò venire io. No. Zio Pasquale, aiutami, questa è una pazza! E ti prego, se vai intorno a mia moglie, dillo che mi sto difendendo! Vieni qua! La vuoi giocare? No, non può arrivare no! Non può arrivare no! Non può arrivare no! Che pupazzetto, che c'ho! Fanny, sto sentendo il temperamento che cresce! Me l'avevo detto! Adesso non sei più timida! No, andiamo là! Voglio combattere! Andiamo! Sì! Vieni, sì! Andiamo alla guerra! Signor! C'è una visita. Chi è? Quella ha detto fate l'annunziata. Che hanno detto? Ha detto fate l'annunziata del mio nome. Ha detto sotto segreto, Stato, giustizia. Ma che stai dicendo? Che stai dicendo? Così ha detto, signor. Vabbè, vattene. Permesso, Oh! caro Presidente! Sottosegretario! Presidente! Sottosegretario alla giustizia! È una giunta così bella! Caro! È caduto qualche cosa? Permettete che vada a mettermi qualcosa di più consono! No, scusatemi se voi No. arrivato improvvisamente a casa. Ma no! È un onore! È un onore! Ma è caduto qualche cosa? No! Che gioia averti qua! Stavo passando con la macchina Sì. quando l'autista ha bucato una ruota. Le è andata a cambiare e ha bucato anche la seconda. 2! E come si dice, la macchina del capo ha un buco del secondo e quindi siamo rimasti così, Onorevole, ma io non ho ruote! No. Mi dispiace! Ma veramente complimenti perché avete una casa pulita. Sì. Bravo. Sì. Perché naturalmente voi siete sposati. Io sì. La padrona di casa deve essere contenta di questa pulizia. Come no, certo. Vieni a letto! Chi? Mia moglie? Scusa. Mia moglie, sì. Mia moglie. Scusate voi signora se mi sono arrivato qui all'ingrasatto. Quando mai? Siete il benvenuto in casa nostra. Casa nostra, sì. Permettete che ve la presenti? Sì, questo pensavo. Cara, il sottosegretario della giustizia, Clemente Pelloni. Oh, che piacere. Mia moglie. Piacere. Signora, ma sono veramente come emozionato. Sta mangiando una carciofola, Oh, ma mi fate arrossire. No, signora, perché volete arrossire? Quando fai? Non sono abituata ai complimenti. Dai! Scusate, Ministro. Dai, cara. Sì, mio marito mi fa notare che non sono una padrona di casa perfetta. Vi possiamo offrire qualcosa? Non so, un caffè, un limonino, un limoncello fatto con le mie mani.
un limone alla volta. Guarda, questa mazzatura. Preso così. Volete? Allora... Come mi piace un limoncello? Limoncello, e sia limoncello! Come- Prego. Sofia! Avete chiamato? Sì. Porta un limoncello al ministro. Ma veramente l'ha già portato. Vai, stupido, certo, vai! Io porto, ma non sono responsabile da portare. Vai a prendere il Io so limoncello, vai! Ministro, scusate. Queste cameriere donne sono proprio un problema. Un problema. Poi qui in provincia non vi dico, è tutto così grigio. Sì, grigia. Triste. Triste. Che peccato. Ma cosa dice, signora? Anche una provincia triste come questa, con la vostra presenza, diventa una piccola Napoli. Ma che dico Napoli? Roma! Cassino, si cambia! Ministro, non mi fate arrostire. No, ancora perché? di più. No. Io non sono abituata ai complimenti. Ma perché, signora, quando mai? Ma che dite? Ma perché? Mo sbaglio tutto io! Ecco il liquore. Ecco qui. Sì, il limoncello! Ministro, onorevole! Il limoncello! Accomodatevi. Sì, prego! Grazie. Prego! Grazie. E accomodatevi pure! Accomodatevi. No! No, C'è una molla rotta! Ho paura che vi facciate male! e Accomodatevi! poi per una volta mi facete pigliare sta Sì, io ci tengo a voi, onorevole, ci tengo! Mi è caduto qualche cosa? No! Mi sacrifico io! Prego! Signore, siamo un poco di salma vicini del cuore. Sì! Che non fate? È squisito. Buono? Ma si sente proprio la mano. Ma io sono, La mano, sì. Sono i limoni nostri, sono i limoni una nostri. donna di casa. Sì. Vado molto in chiesa. Ah, così combinata. Oh, ministro, ve l'ho detto, la provincia è qualcosa di terribile, proprio terribile. E non andate mai a teatro? No, a teatro no. Volevo posare il bicchiere. Lo faccio io, se Faccio vuoi. io. No, faccio io. A teatro no. No. Ministro, no, a teatro. Ma ha chiamata la signora. Ma ha chiamato lei. Il signore sta chiamando. A teatro no. Pensate che adesso è arrivata una canzonettista. Ho visto una reclama per il paese quando passavo con la macchina. Ma l'avete vista? A lì subito. La conoscete? No, Sì. Dicono che sia molto brava però. Sì, però mi hanno detto che è uno spettacolo un po' così scandaloso e non sta bene che la moglie del presidente vada a questi spettacoli. Certo. Che dobbiamo fare? Siamo qui. Napoli non la vediamo mai. Ma perché qua ci sono le cose del tribunale da fare, sapete, tanti processi. Ieri, un processo al lato, facile. Vabbè, ma io me lo studio bene, e poi ci sono tante cose da fare in casa. Vi invito io a trascorrere una giornata a Napoli. Ma veramente? Sì, che bella! Sì, noi accettiamo, ma bene, sì. Presidente, verremo ministro sicuramente. Ma certo, signora, e mi farà veramente piacere. Ho svanato balletto lì. Napoli, Sì. mi porta a vedere il Castel dell'Uomo, il museo di San Bernardino, dello Florino. Ma è troppo lontano! Dove andiamo? No, c'era uno che Presidente. No, vabbè, poi vedremo. Signor, ora ci sta un signore da vostro signore che trasuro prima. Sarà il mio segretario, Cesare. Lo faccio trasito? Certo, vai, fallo entrare. Ecco annottate, che Fallo schiarato, entrare. trasito. Scusate, è un po' rustica come signore. Il mio segretario, Cesare, il mio segretario particolare, i miei ottimi amici, il presidente Aiello piacere. e la sua consorte. Che dimmi Cesare, che è successo? E tutte le officine c'era sono chiuse, non ho trovato nulla. Disdetta, la prima disdetta. E non è tutto, nell'unico albergo del paese non c'è una stanza libera. Domani c'è la festa patronale e c'è pure il mercato. Disdetta, seconda disdetta. Però il vostro segretario vi ha trovato una bella camera mobiliata, se volete. No, non possiamo proprio permetterlo, no.
voglia, il presidente va a dormire nella camera come... Ma noi abbiamo una camera degli ospiti, no? Disdetta, terza disdetta! Ministro, se non le dispiace, la nostra casa è a sua disposizione. Oh, ma siete di una gentilezza squisita. Adesso, Sofia! Sofia! Avete chiamato? Prepara la camera degli ospiti, il presidente dorme qui. Uno presidente? Sì, anche il presidente! È connuttato, che è schiarato! Cesare, allora fai così, dormi, arrangiati tu e l'autista della camera mobiliata. Va bene così. La mia valigia dove sei in macchina? Non vi muovete, qua. me la vado a prendere Va bene. subito, non vi preoccupate, Va arrivo bene, subito. grazie, Non vi sì, preoccupate, sì. arrivo. No, ho dimenticato di dire a Cesare che domani mattina alle 6 dobbiamo partire. Alle 6 dovete partire? Vicino a lui! Vado io? No, ci vado io, signore. Vado io, sì. Vado a avvisare io. Sì, Vado a avvisare. Vado ad avvisare lui. Signora, che cosa fate qui di bello? Nulla, presidente. Avvisato. Avvisavo, Sì, grazie. ho portato anche la valigia. Bene. Vado a dare le ultime cose per la camera, perché non è pronta ancora. Vado a dormire perché... No, presidente, resti qui. Ma dove è andato? Quello lì, dove è andato? Quello lì chi si... Quello lì. Quello che stava qua? Come si chiama? Quello che... Il presidente? Sì. Aiello! Sì. Tutto fatto! La camera è pronta! Buonanotte, presidente. Presidente, vi consiglierei di andare a dormire perché in paese le 6 subito arrivano. Subito, prego. Allora vado via, grazie. Prego. Saluto la signora. Signora, buonanotte. Buonanotte. È la dubale, D'oro, signora. Solidoro. Solidoro veramente. Mi raccomando. Presidente, vado. Buonanotte. È caduto qualche No. cosa? Posso passare? Prego. Buonanotte, ministro. Buonanotte. Prego. Buonanotte. Ma come ti è saltato in testa di dire che sei mia moglie? Ma insomma, quello hai capito chi è? È il mio capo! E io l'ho mentito! Quello mi licenzia, mi caccia! Di la verità, non sono stata brava. Ma che brava e Non brava! sono una grande artista. Ma quale grande attrice! Sono certa che tua moglie non avrebbe saputo fare di certo, meglio. certo. Su, dai, adesso andiamo a letto. Ma quale letto? Vattene a cuccare, io me ne vado in cucina, sto da solo con te, mai! Dirà che è incredibile! Scusa, mamma, Signora, che è successo? È andata via la corrente. ma vado da bulletto. No, ministro, qui in provincia le ho detto, non c'è mai la corrente, mai. Sono venuta a prendere la valigia che era rimasta qua. Prego, adesso la nostra Sofia. La camera è pronta, cassando il cameriere. Grazie. Puoi andare a dormire, non avevo più bisogno di te. E nemmeno io di voi, buonanotte. Buonanotte. Allora, non ci tocca che andare a dormire. Chi? Come si chiama? Chi? Il presidente. Come si chiama? Il presidente, no, suo marito. Come? Mio marito? Sì! Come? Dorme? Dorme placidamente. Oh, mamma mia, niente Ma sì, e adesso andrò anche io a dormire. Non state con lui, ma proprio profondamente proprio. Sì. Buonanotte, presidente. Buonanotte, prendo la valigia e vado via, sì. Sei spenta! Adesso l'accendo io, la mia è ancora accesa. Ma che le sapeva Caterina? Allora, buonanotte. Buonanotte, sì. Si è spenta. Guardate, mi avete messo un po' di fuoco anche a me. La mia è accesa. È accesa, sì. Sono accese adesso. Buonanotte, signora. Buonanotte. Sogni d'oro. Sogni d'oro anche a voi. Ma sogni d'oro. Sì. Buonanotte. Buonanotte. Signora, buonanotte. Anche la mia. E adesso dovrebbero esserci dei fiammiferi qui sul tavolo. Sì.
chiamami Clementuccio tu, io. Ma non so se posso. Già sono fatte le 9:30. E quando si fornisce le zicca? Soprattutto non ci sono, senta Michelotti. A noi! A noi no. Stefano, non è ancora finito. E che sono fatta la macchinetta, la stanza è grossa, troppa rosa. Ma poi l'onorevole fuma sempre, fuma senza risparmio. Avesse una fa una legge, vietato fumare negli uffici. Delle tutte le vizi, si bacca da bacca e venere. Ma la stufa, ma perché ce la dite questa maniera qui? Perché? E tu mi dimandi perché? Perché pur essendo nati nella stessa città, in lo stesso quartiere, il signor onorevole e il suo capuscera, insomma, messi con mano e obbedisco. E poi, il sei di destra, io sono di sinistra. No, ma io sei di destra, diciamo mo che sta a destra. Ah, no, ma siamo tutti buoni. Credere, obbedire, combattere. E stare zitti, perché il nemico ti ascolta. Ma non ho pigliato una malattia? Ah, come faccio a non ci pigliare una malattia? Vedi, io mi sveglio tutte le mattine pensando a questa ingiustizia sociale, perché è così si da chiamare. Cioè, credo, ma io ci potessi fare una bella lezione che da papà, se ce la facessi, mia madre ce la facessi. Mamma mia, ti giuro, mi fa una rabbia quando vega. Cioè, quando... Che stai facendo? Volevo pulizzare questa ceneria. Ma lascia stare pure troppo pulito per uno come tu. Ma l'onorevole si mette il rossetto. E quando passano i mozziconi con il rossetto? Chissà se è quella sua compagna, quella grande attrice di quarta sorte, Liliana. E però con un grande avvenire davanti e di dietro, non lo scordare. Allora, questo è il giornale che mettiamo per prima. Questo per terza, questo per seconda. Ma perché ci mettete in ordine? Poi va ingazzare, perché lui tutte le mattine vuole la rassegna stampa. E ci mette il giornale contrario, e così si ingazza come ci pulisse una bella giornata. È permesso? A noi! A noi! A noi! Ma il ministro è tornato? No, e come volete pagare non lì? Vabbè, ma sapete, io ho preso mezza giornata di permesso. Io devo andare a casetta e mia nipote si sposa e io faccio il compare. La funzione è all'1 e quello il treno è alle 11. E mo sono ancora le gialle 10. No. Guardate, non so che dovrebbe arrivare a momenti, devo vedere. Onorevole! Comodi. L'avevo immaginato. Comodi. A noi! A noi. Tu che fai qua? Su, via. Pure tu, via. Vabbè, vado. Sì, vai. Vado a chiamare il capo del gabinetto. Bravo, vai, bravo. Lo decido io, Muriel. Vai. Sì. Ministro, ci sono queste lettere da firmare. No, ma per piacere non voglio firmare, sono impegnatissimo. Portami la pratica del presidente del tribunale di Nocera. Presidente di? Tribunale di Nocera. È la prima volta che lo sento. E per forza, perché è uno che lavora, è il primo iscritto al partito, quindi lavora e basta, non dà interviste in televisione, niente, vai, portami qui. Vai. Subito? Sì, subito, immediatamente, che fa? Hai capito no? Ma io... Tu che? Vabbè. Io devo andare a casetta, mia moglie mi aspetta a Piazza Principe Umberto. Prenderò un tassì. Ma che cazzo? E a te! Usciere! Dite! Che sono questi giornali qua sopra? La rassegna stampa. Ma parlano tutti male di me, ma come mai? Non ci posso fare niente, io non so niente. Ma tu che fai apposta allora? No, io mi do la rassegna stampa come stanno e ve li metto. E chi si fa schifo? Chi sta Mario? Chi se ne non mi ma che Stanno parlando voi, Presidente. Questo parla bene di me, volevi salutare. È normale. No, è normale. No, ma non so niente. Paolo non sta ancora qua, avevamo detto che doveva andare via. Sì, oggi si sono chiamati i facchini che lo vengono a prendere. E tutti si trovano, guarda che zuzzimo qua sopra. No, vi spiego, la signora delle polizie ha partorito. Ha partorito? E che aspettiamo che vai dall'allattamento? Giusto. Fai venire subito un sostituto e fai pulire. Sarà fatto. Sarà fatto. Come hai detto? Sarà fatto subito. Mi domando
quando confina a te, capito? Cioè, c'è miseria. A noi! A te. Signor Ministro, avete firmato quelle lettere? Ma quali lettere? Pensi a lettere? Cioè, si sto pensando a che la ciaciù. La signorina Liliana. Quali Liliana? No, anzi, fammi un piacere. Vedi a quello, trova qualche regista amico nostro, fanno fare un contratto e lì per me l'ansia. La signorina Liliana contratto. Ministro, che non sappiamo fare niente. Grazie, perciò mandiamo a uno che raccomanda. No, non c'è bisogno, ma la fa un po' al solo. Va bene. Sto pensando a che la ciaciù, che la ciaciù è una donna maritata, non può dire ma maritata, la cosa si complica, fate attenzione. Quando pensi che si non erano bucate in gomma, ma allora la signora Iello. Cioè, non sia mai in casa sabato. Oggi vieni qua alle 11, ti ha girato l'appuntamento, vieni per te le spese. Subito. Ma riuscita a sapere niente. Per l'amor del cielo, per l'amor del cielo. Ma stanno cielo però. Stanno cielo? No, ma no, sai che faccio? Mo faccio trasferire il presidente. Mo faccio trasferire a Roma. Ho chiesto la pratica a Maiorca. Però mo ci pensavo, ma a Roma non rischiate un po' troppo. Sentite, mi mandate la Viterbo. Viterbo? Viterbo è l'ora in treno, poi, Va bene, Viterbo? Pensateci per me. Forse a Civitavecchio. No, l'avete promesso al cognato del senatore Barbato. Sì. Vabbè, allora andiamo a Frosinone. No, l'avete promesso alla signora Falcucci per il marito. E ora andiamo a Cassino. È occupato dal fratello del partito del segretario di Bari. Ma che ma sono tutti raccomandati, schifo, mamma mia. È permesso? A noi! A noi! Signor Presidente, ecco il fascicolo del Presidente di Nocera, come avete chiesto. Allora, il Presidente del Tribunale di Nocera viene trasferito a Littoria. Bene, e quello di Littoria? A Nocera, avvicendamento del personale, così la giustizia funziona meglio, vai. E quando lo devo fare? Immediatamente, quando lo devo, quello deve essere trasferito qua immediatamente a Littoria, c'è il cambio, Il cambio, vabbè, vorrà dire che prenderò un tassì. Una persona che dà fastidio. Fuori ci sta la signorina Liliana. Fuori ci sta la signorina Liliana. Cioè, se fa un piacere di dirlo tu, vabbè. mandala via, ma contatto, ecco, non vi preoccupate, non vi preoccupate, me la vedo io, appena entra, contatto. Sta proprio fuori, Michelò? L'ho visto, Speriamo che la facciamo entrare. Sì. Ma non è che dobbiamo trattarla bene, mi raccomando, sentite, facciamola entrare. Signor segretario, siete atteso alla segreteria generale. Michelotti, fai una cosa, pensaci tu, mi raccomando, hai sentito l'onorevole? Trattala con molto tatto, mandala via, ma con tatto, Michelotti, molto tatto! Molto tatto, con un tattone. Bene. Uomo vecchi. Prego, accomodatevi. Allora, aspettiamo che vino. Perché non sei venuto ieri sera? Oh, scusate, il ministro non c'è. Sì e no. Che significa? Significa che il ministro c'è, però io ho l'ordine di dirvi che non c'è. Oh, e quindi vuol dire che non mi vuole ricevere? Esattamente, perché l'unica che riceverà oggi sarà la signora Iello, la moglie del presidente del tribunale di Nocera. Ah, questa signora allora è la sua nuova fiamma. Ah, ma non finisce qui, io l'aspetterò giù e farò una di quelle chiassate. No, signor, state a sentire a me. La chiassata la dovete fare qua dentro, nel ministero. O fate questo, statemi a sentire. Alle 11 arriva la signora Iello, la moglie del presidente del tribunale di Nocera, che sta qua perché sicuro il marito deve avere una promozione. Mo, appena i due vengono, subito scatta qualche bacio, qualche carezza. Voi già siete pratica, ecco. Andate avanti. Allora va a fornire un bagno sicuramente coppo di vana. Allora voi sapete che faccio? Io prendo questo campanello qua e lo metto sotto ai cuscini del divano. Prima lo posso mettere, un attimo qua. Così i due si buttano sopra, gling glong, il campanello suona e io entro credo se hanno bisogno di qualcosa. E io? Voi aspettate al bar di fronte al ministero. Sì. Così appena vedo che la signora sale, mi affaccio, vi faccio un segnale. Voi salite e pulite, fate la che volete voi, avete capito? Va benissimo. Però mi raccomando,
raccomando, acqua in bocca che se no perdo il posto. No, tranquillo, non vi preoccupate, grazie, poi io saprò bene come ricompensarvi. Avete già dato al ministro, A noi, signor ministro. Michelotti, è andato via la signora Liliana. Ah sì, non ha fatto nemmeno troppi ciacci. Meno male, così stiamo liberati di una bella cosa. Dottor, fuori ci sta la signora Iello, dice che ha appuntamento con l'onorevole. La signora Iello? Falla entrare subito e mi raccomando, mentre l'onorevole è impegnato con la signora non deve essere disturbato per nessuna ragione. Dile che è impegnato in una riunione, inventati qualcosa, ma non farli disturbare, non disturbarli. E mi raccomando. Come non c'è capito. Ok, va bene, vai. Prego, signora. L'onorevole vi stava aspettando. Mi stavo aspettando. È la mia immaginazione che non immaginavo che mi stava aspettando. Si può dire che non ho messo nemmeno il piede sulla Roma e già l'onorevole ha sentito l'osomo. Ma che non capisci l'italiano? L'osomo, la puzza. Ah, l'uomo, la puzza. La rola pigiata a questo. Permettete. E mo vieni caro Placido, se non ottengo l'avanzata come la signora Bonalana. Addosso sta, ecco qua, la lettera che mi ho preparata, ecco qua, la lettera che mi ho preparata, che farà commuovere l'onorevole e farà promuovere mio marito, ecco qua. L'onorevole sta avanzato sul divano là e io qua. Sta. Lustrissimo e illustrato signor onorevole. In quest'epoca di fatti e misfatti, di vizi e stravizi, di scandali e colluttazioni, di droghe e di arcigna, di tutte quelle porcherie che voi ben conoscete, c'è sta uno solo che è rimasto a proprio posto e fa il proprio dovere di giorno e di notte. E questo disgraziato si chiama Placido Aiello, disgraziatamente mio consorzio. Se voi ci date questa avanzata, io come moglie illegittima e infedele sarò ben disposta a calarmi qualcosa davanti a voi. Ma se voi lo annegate, che già fa? Io senza la minima protesta, a ite baracchelle me ne torno a uscire. Una mano annata e una mano a E che stai? Ma come è tutto per questo ministero? Ma guardate che casticcia di dire, ma che schifo, non sta bella, aspettate, vieni a qua, no, guardate qua, ma che schifo proprio. Ecco qua, voi abbiate a luccichiare, a così si vede, ecco qua. Che si chiama, signora? Scusate, signor onorevole, io mi ho permettuto l'ardire di scegliere per eseguire l'ingannamento all'attesa, per suicidare il tempo. Ma non è proprio il momento. Non so se mi capite, io non mi so spiegare. Spiegate benissimo. E sono contenta che parlo con una persona intelligente. Non potete immaginare quanto è brutto quando si deve trascendere con una persona ignorante. Non disprezzando. No, io ero venuta. Sì, ho capito perché se fa pulizia, ma mo tengo ricevimento, giornate di ricevimento del pubblico, non è possibile. Andate là dentro, forza, pigliate queste cose, portatele dentro. Forza, ecco qua, fate una bella pulita queste qua, bella luce. Allora io sono tristemente onorata di scegliermi. Brava, scegliate. Ma prima vi devo chiedere una grazia. Dopo. È giusto. Prima scegliere e dopo. Andate, zio, Ecco fuoco che per il colore. Uomo. Il polizia che sono, non lo so proprio, non lo so. Onorevole! Dai, abbia fatto vedere la signora che pulizia, sì. No, è dovuta dirmi un'altra cosa, quale pulizia? Che la pulizia fa? La pulizia? No, è venuta a dirmi che fu, dice la signora Aiello. Per farla entrare immediatamente, madonna mia. Va. E non ci sono per nessuno. E tanto entri quando senti chiamare con il campanello, capito? Non si entra se non suona. Mi raccomando. Onorevole. Ciacciona mia. Ma allora non mi hai dimenticato. Ma come faccio a dimenticarmi di te? Io sono venuta a chiederti solo tutto quello che vuoi. Ma se non ho ancora parlato. Te l'ho detto lo stesso. No, io non voglio che tu metta più piedi a Nocera. No, perché? No, non voglio
perché non lo merita. Ma nemmeno tu metterai più piede a no. Nocera. Io purtroppo ci devo tornare per No, forza. non ci tornerai più, ci tornerai per poco. No, perché a no. tuo marito, a tuo marito, Chi? Sì. tuo marito. Fai sempre arrostire mio marito quello. Aiello. Aiello. Placido. Sì. Sai com'è? Io non l'ho mai tradito. È stata la mia prima volta. Madonna mia! L'ho fatto trasferire qui a Latina. Ricordo che siamo vicini, un'ora di macchina. Ma tu sei sempre il solito. Il bando. Ma ti ricordi l'altra sera? E come non mi ricorda Fravulera? È proprio Fravulera. Vieni vicino a me. Avete suonato? Chi ha suonato? Voi avete suonato? Ma quando va? Oh, Gesù. Sta suonando! No, non sta suonando, però. Sta... quasi. No! Il campanello sotto al divano! Guarda. Ma chi è che ce l'ha mia? Guarda. È sciugato, quindi io cerco una nasommana. Vuoi cercare. Non lo tuo. È sciugato sotto il divano. Ti domanda a Ventotena a te, No, capito? no. Sì. Vabbè, lo metto sulla scrivania di me. Lo mettilo qua a scrivania, va. Chi ruba Paolone sta ancora là. No, Chi aspetta? non A chi si aspetta a pigliare il posto? Fallo togliere da mezzo. Sta da un mese. Da questo che Va cos'è? bene, ministro, se la fa. Va bene, muoviti. Sì, se la fa. Non sapevi, Ti ha preso per l'incontro con Tancredo. Ecco, la c'è pure da qui. Fai sparire subito immediatamente. Vabbè, vado da Tancredo allora. Vado. Ma che te nell'onore? E che lo capisce. Hai fatto belle. Permesso? Ah, prego. A noi. Devo portare via un baule. Sì, questo. Muoviti, però, veloce. Veloce. Chi l'ha chiuso sto coso? Veloce. Non ci dovrei nessuno. Prego. Mamma spazia. Michelotti, dov'è il ministro? È riunione con il senatore Tancredo. Bene, puoi andare, vai. Che stai tengo un colpo stomaco. Ma quindi, l'altra Cornelia e la signora Aiello, devo avvisare, la sedotti abbandonata. Ah, la presidentessa deve essere andata via, sicuramente. Non c'è cosa. Qui, che ci fate qui? Vedete il mio vestito? Ma che ci fate qua? No, non lo vedo. Non ci sta. Vedete bene? Mamma mia, che ci fate soprattutto spogliate? Prima ho avuto un mancamento d'aria. Vedete il mio vestito, per favore? Mamma mia, com'è buono. No. Guardate il vestito. Non lo vedo. Sì, ma voi non dovete guardare, mi dovete guardare il Come faccio a vestito. non guardarvi? E Non chiudete c'è. gli occhi. Chiudete gli occhi, come lo trovo? Come lo cerco? E chiudi un occhio, uno solo. Chiudiamo un occhio, così. Ecco qua. Ecco. Ma ne scemo segretario. Non ci sta il vestito. Sentite, ma voi avete il vostro ufficio? Sì, ci sta il mio ufficio. E allora può darsi che sia andato a finire nel vostro ufficio. Va bene, E signora, ma io andiamolo non a posso... cercare. Su, andiamo a cercarlo nel vostro ufficio. Signora, io non posso cercare il vestito nel vostro ufficio. E perché? E io lo cercherei pure, mamma mia. Lo cercherei pure, mamma mia. È perché sono innamorato. Sono innamorato di un'inglesina che mi ha fatto perdere la capa, l'ho conosciuta nel treno e le ho promesso eterno amore. Oh, ma allora non vale niente questo giuramento. Sì, io ho giurato proprio di non tradirla più. Ma non vi preoccupate, è inglese. Siete sicure che non va? Italiano. No, non è come facete a fare? No, sta di là. No, non è possibile. No. Vieni, Ecco qua, ho seriato tutto, meglio che questo non potevano venire. E questo non ci sta, e speriamo che bene a prezzo. L'Ellina mi sta aspettando in dall'albergo, mannaggia.
non sta sto onorevole? Sto onorevole non ci sta. Onorevole, vi volevo dire che io ho scegliato tutto. Ah, bravo. E adesso vi devo parlare. Sì, fate una cosa, fate pure questo, questo qua e questo. Andate di là però, perché poi... E volete che devo scegliere pure questo? Sì, andate di là per piacere. Perché se lo fa scegliere tutto il ministero? Andate, poi dopo parliamo, andate. Cesare! Occupato! Ma che è un gabinetto qua? Cesare! Ma che sta la porta chiusa qua? Cesare! Esci! Mamma! Cesare! Eccomi qua. Che si fa? Che sta dicendo? Che sta? Perché ti sei chiuso a chiave dentro? Perché stavo chiuso a chiave là dentro? Perché stavo chiuso a chiave là dentro? Perché stavo chiuso a chiave là dentro? Non partire la domanda. Una pratica. Ho esaminato una pratica molto grossa. O ministero, una pratica bene. Mi sono mandato a capacoppo. Ma non sei più scombinato. Il lavoro, troppo lavoro. Ma tu parli con il ministero. Il lavoro è sano. Ma il ministero è un comune, non fanno niente, non è possibile. Ma la pratica era importante ed era grossa. Mi sono mandato a capacoppo, ma da credere. Mamma mia, ma la signora Iello. La signora Iello è andata via. A proposito della signora Iello, sapete cosa ho pensato? Secondo me Vittoria è un poco troppo lontana. Sentite a me, perché poi già lo so, poi non la vediamo tutti i giorni, poi ci viene la malinconia. Ma a me va bene la malinconia. Vi viene a voi, è normale, solo a voi, mica pure a me. Vabbè, allora. Allora, sapete cosa ho pensato? Prendete il marito e portatelo a Roma. No, così siamo tutti più contenti. Siete più contenti voi, perché io parlo sempre. Bravissimo. Ma non ti pare brutto, lo faccio direttamente a Roma. Scusate, eccetera Roma. Voi siete il ministro, comandate voi. Ma io sono ministro, ma i guanti. Hai ragione. E permesso a noi. A te, vieni. Mamma mia. Dimmi. Signor ministro. Ecco la nomina del presidente di Nocera a prefetto di Littoria. Vittorio. E dove è uscito San Vittorio? Voi l'avete detto, signor ministro. Io ho detto Roma. Abbiamo detto Roma. Ma e quando lo devo fare? Adesso il prefetto Aiello è diventato capo del personale del ministero. Qui a Roma. Bravo. Una cosa da pazzi. E io a Caserta, qua non ci vado. Il problema di lui, se da cagnare sulla cosa. Ma questa gente è vecchia proprio. No, ora sa da cagnare. Mamma mia. La signora, ha lasciato la borsetta qua. La borsetta qua? La borsetta, sì. Hotel Majestic. Come ce la faccio buttare? No. Che fate? Ascoltatemi, andateci voi, certo. Così. No, avete modo di stare un po' con lei. Scusate, avete interrotto il colloquio così. State un po' con... Io vado. Certo. Mamma mia, finalmente se n'è andata. Ma posso far sciarre su di questo. Allo sta sto vestito, dove sta? Hai trovato il mio vestito? No, non l'ho trovato, però fatemi una cortesia, vi prego, non vi muovete dal mio ufficio, vado a vedere se sta da qualche altra parte, però non vi muovete. Questo è un ministero serio! Ma il ministro dov'è? È andato a cercarmi l'Hotel Majestic, non vi muovete, vi prego, non vi muovete! Chi ci sta? Onorevole? E mo non c'è nessuno, mo devo fare il segnale. Signor! Stai, signor! Capilla da pigliare! O campanello, signor! Per qualcuno? Io entro. Prego. Presidente Aiello. Buongiorno! E voi siete il presidente Aiello? Sì, perché questa meraviglia? Presidente del tribunale di Nocera? Esatto. No, niente, ho fatto mio. Ma in che senso? No, sapete quando si dice... Tutto il rispetto. Ma il signor ministro c'è? Presidente. Signor ministro. Buongiorno. È caduto qualche cosa? No, buongiorno. Presidente, lasciaci su. Vabbè, subito. Presidente Aiello. Che piacere avervi conosciuto. Piacere mio. Un uomo come voi. Vedete, scomodate, vedi?
Da quanti anni state a Nocera voi? 10 anni, ministro! 10 anni? 10 anni! E che mi sono perso 10 anni, beh, è venuto il momento di cambiare. Ma io perciò sono venuto qua, Perché? perché io non sono degno di essere presidente del Ministero di Nocera. Io vi ho mentito, ho macchiato il merlino e oggi stesso mi chiudo in convento con mia moglie. Oh, ma quando mai? Ma io ho ricevuto sotto il mio tetto una sgualdrina. Da che? Una sgualdrina sotto il mio tetto. Sotto il tetto, sotto il letto? Sotto il tetto. Ma che me ne fotta a me? Ma cosa penserete di me? Ma niente, che siete un bravissimo. Io? Sì. Grazie, No, ma grazie. per piacere, non mi da chiudere in due conventi. Ma io vi ho mentito, ho macchiato l'ermellino. E vabbè, pigliate un smacchiatore, fate qualche cosa, no, promettetevi di non chiudervi dentro al convento con vostra moglie. Pigliateci voi solo, ma vostra moglie... Non è possibile. Io vi ho nominato, vi ho dato un incarico importante. A me? Sì. A me? Presidente capo del personale del Ministero. A me? A voi. Grazie. Niente, grazie. Non sono state capaci. Il marito. Caro Cesare, Segretario. ti presento il capo del personale del Ministero. Ah, bravo ministro, Bravo, ottima scelta, bravo. così siamo tutti più contenti, soprattutto voi. E mi ha promesso che non si va a chiudere il convento con la moglie. Certo. Allora fammi una bella cosa, accompagna il nuovo capo del personale degli uffici e presentalo a tutto il personale. Ok. Va bene? Venite. Andate. Vado. Andiate. Grazie. Ministro, dove sono i tu miei sei vestiti? qua? Sì, dove sono i miei vestiti? Dove me ne andavo? E dove E andavo? aspetta qua, non dico qua. Come ti chiami? L'usciere, vieni qua. Allora sei un Paolo che sta qua, dove sta? Al deposito. L'avete ordinato voi stessi. Ma fallo venire immediatamente, avevo detto di mandarlo al deposito. Ma no, mandalo al deposito. Mandalo al deposito. Vai, fallo venire immediatamente. Cose da pazzi. Mamma mia. Ecco qua, e queste pure sono fatte. Signor Ministro, però mo mi dovete dare l'ascolto. Sì. Io mo vi ho già parlato, ya? No, adesso parlo io, signora. Mi volete guadagnare 20.000 lire? Sì. E datemi il vestito. E io l'avevo annusato, ma vi faccio notare che io non sono una donna che si fa pagare, vero? Comunque, tanto vestito stesso. E se mi rifiuto? No, e poi non mi faccio più piacere per vostro marito. Spogliatevi. Avete ragione, poi aspetto una promozione da 10 anni. Spogliatevi. E va bene, non esito, e vado al dunque. Andate a dunque. Dove stiamo a finire cosa? Signor vestito. Signor Ministro, e un po' che sensualità ce la devo mettere. Signor, fa piacere, va bene, signor, cominciate da sotto, signor, da sotto, sotto sale. Mamma mia. Andiamo bene, signore. Che bello, bene, signore, bene. Eccomi qua. Sono vostra. Ma non è chiusa. Nata donna spogliata. E dove salta fuori questa racchia? Ma Racchia chi? Io sono l'amica del Ministro. non siete né la prima né l'unica. Non ho capito. Mio marito, sono 10 anni che aspetto una promozione. Me lo dite dopo, ma che vado a chiamare la moglie del presidente del tribunale di Nocera, la signora E sono io. Voi? Sicura? Certo che sto sicuro. Allora aspettate qua, non vi muovete, non vi Chi muovete. siamo? Sto qua, io non lo so, guardate un po'. Signore, qua. Vedi, signore, sì. Qua. Devo andare dentro. Scusate. E grazzate, Scegliate, mi piace quando mi grazzate. Scegliate, signore. Scegliate. Ma dove li hai presi questi stracci? Ad ordine delle polizie. Quanta carriera ci fate? Bene, comunque stai contento, perché ho trasferito tuo marito qua a Roma e l'ho fatto diventare il capo del personale, quindi si possa vedere tutti i giorni. Ma tu sei impazzito! perché? Ma come facciamo? Se mio marito lavora qui, non possiamo più incontrarci perché io non voglio incontrarlo faccia e faccia. Ci faccio la tua. Certo, rimanda a Littoria. E
come faccio? Io ho promosso che procederà da E volta. allora promuovilo e mandalo da un'altra parte. Come manda chi strannaccia? Come si fa? Aspetta, lo faccio presidente dei Corti di Cassazione. Signor Ministro! Signor Ministro! Signora, andate, signora! Arrivederci, signora! Arrivederci, ci penso io a vostro marito! Ma che strani cappelli che si utilizzano quest'anno, È la moda di quest'anno! Mi avete chiamato? Non si capisce niente, sì, vi ho chiamato! Vi ho chiamato, sì, ma vi potete... fermatevi un momento. Da oggi non siete più capo del personale. Mi avete degradato? Avete letto le mie note? Lo sapevo. Ma no, caro Presidente, voi mi avete giurato che non portate vostra moglie in Certo, convento, certo. Quindi non vi ho degradato. Vi ho promosso Presidente di Corte di Cassazione. A me? Corte di Cassazione? Ho visto le vostre... Grazie. Presidente. Ho visto le Signor vostre Ministro, note. a noi. A voi. Sì. Allora. Ecco qua. Sì. Ecco la nomina del Presidente Aiello a capo del personale. Volete firmare un attimo? Ma che hai capito? Mamma mia. Perché non è capo del personale. Ma non è questa legge che hanno fatto che i vecchi non possono andare in pensione, è una legge di pupù, se ne devono andare i vecchi dagli uffici. Ma non è capo del personale? No! Allora lo facciamo arrestare. Ma che vuoi far arrestare? Il Presidente Aiello è nominato Presidente di Corte di Cassazione. Sì. Lo devo rifare adesso? E quando lo fa domani? Vabbè, là. Vabbè, vorrà dire che a Caserta ci arrivo con battesimo della creatura. Signor Ministro, la riunione sta per cominciare. Presidente, vi lascio perché c'è una riunione importante. Ah, certo, prima il dovere, prima il dovere. C'è caduto quando non ci fa caso. Io vado, a noi. Vado. Presidente di Corte di Cassazione, mamma mia, e che carriera che ho fatto. Venite. Sta riunione, ma che succava marito? Voi siete il cornuto? Signora, vi prego di esprimervi in modo sano, Lei non sa io chi sono. Io lo so benissimo voi chi siete. Voi siete il presidente del tribunale di Nocera. Io ero presidente del Tribunale di Nocera, ora non più. Ora sono presidente della Corte di Cassazione. Complimenti. Sì, grazie. Non indovinate perché? Perché ho fatto carriera, no? E non vi siete chiesto come mai? Ma cara signorina, se tutti quelli che fanno carriera si domandassero perché, a quest'ora sarebbero tutti uscenti. Come siete ingenui? Ingenuo? Vedete che la vostra promozione ha un solo nome, Cioè? quello di vostra moglie. Vi prego di non offendere mia moglie che è una donna onesta. Onesta! Certo. Vedete che vostra moglie sta qua, al ministero. Qua? Ma che state dicendo? Sì, io non lo so, se voi siete scemo o la scemo. Signorina, vi prego di non offendere mia moglie. Signore, vedete che io ho le prove. Ma che cosa? Vi prego di non insultare mia moglie che è una donna tutta di un pezzo. Vostra moglie, il ministro. Cielo! Mio marito! Cielo, mia moglie! Ma che si fa? Si sta così? Disgrazia! La parete è grande! La parete è grande! Disgrazia! Bandiera rossa! Bandiera rossa! Avanti popolo! Alla riscossa! Bandiera rossa! C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà, siamo Francesco! Ma non senti suonare? Ma come, non sento? Allora perché non rispondi? Perché se poi rispondo mi trovo impericolato a fare qualche commissione. E invece se faccio così... Ma quando è Tom che strano? Ma poi guarda, oggi è giornata d'udienza, c'è l'impresario al primo piano, quello barese, che mi ha dato un elenco di ragazze che devono andare a fare le veline, il grande fratello. Ma perché decide lui? No, il suo primo scarto. Poi quelle più meritevoli le manda ai piani alti, quelle più meritevoli ancora ai piani ancora più alti e quelle ancora più meritevoli all'ultimo piano. E poi, ma alla fine, ma tu, cioè che dovevo, cioè sei, ma poi alla fine dove vogliamo andare? Non, come può fare? Ma la...
Ma è essere brava, brava assai Giuliano. Ah, bravi che noi non fanno niente tutto il giorno. Ma che le già hanno fatto assai. Giulio, sai, se tu ti vai in un big case, te la fai in questo hotel, ti assistiamo per tutta la vita. Ma tu ne tieni qualità. Oh, vero? Io ho preso la laurea con 110 e lode, non so. E perché tu che stai chiamando qualità? L'impresario poveriati e qualità, Giulia. Good morning. Ehi, questo parla inglese? You don't speak English? No, signorina, I understand, but not speak very much. Oh, the interpreter. Where is an interpreter? There isn't. L'interprete, Yes, sì. interpreter. Ve lo vado a chiamare, voi però restate qui, non vi muovete. Yes. Ci sta una signorina che parla solo inglese. Benissimo. Eccola là. Me ne occupo io. Good morning, ma'am. What can I do for you? Good morning. My mother left the hotel at 9:30 and it's noon. I'm so worried. She's not yet returned. Dice che la madre è uscita alle 9:30 per andare al Ministero della Giustizia. È mezzogiorno e ancora deve rientrare. È preoccupato. Come si chiama la madre? What's your mother's name? Lady Aiello. La signora Iello. Dille che ora mi informo, intanto farla accomodare nella sala bar. Va benissimo. So she's gonna get informed. Would you mind waiting in the hall while she asks? Oh, yes, thank you, of course. leave you. Oh, let's I'll go, be up front. let's go, yes. Francesco, ciao, è rientrata la signora Iello? No signore, però c'è la signorina. La signorina? Quale signorina? La signorina Iello. La signorina Iello. Ah, la signora Iello ha una figlia e allora mo gli vado a comprare subito una bambola. Ma veramente fate? Una bambola a una signorina di 18 anni? 18 anni? Ma volete scherzare? È impossibile. Quando l'ha avuta la signora Iello sta figlia? Quando aveva 12 anni? Non lo so, ma se desiderate vederla... No, non sia mai, sarei molto imbarazzato dopo quello che è successo con la madre. Non avrei mai immaginato che la signora Iello fosse madre e soprattutto una figlia di 18 anni. Where is my book? Oh, my book! L'inglesina del treno! Che gioia! Che piacere rivedervi qui! Oh my, I'm so happy to you see again. How are you? Questo parla inglese, come faccio a capire? Mamma mia! Wow, un caffè straordinario. Oh, Mr. Palumbo, come here, quickly. Yes, what happened? What's the matter? Mister Palumbo, parlate inglese? Sì. Allora mettetevi in mezzo a noi e traducete tutto quello che vi dico. Venite qua, venite qua. Ecco qua. Ho detto in mezzo a noi. Non ci credo, forza. Non avete capito. Mister Palumbo, in mezzo a noi, ho detto. Non vi muovete. Ecco. Che gioia. Che piacere rivedervi qui. Grazie, ma siete molto gentili. Ma che avete capito? Mica voi dovete ridurre a lei. La signorina. no, Scusate, vado. What a joy and what a happiness to find you here. Oh, I'm so happy. I offer to you. Che ha detto? Ha detto che è molto contenta e che anche lei ha pensato molto a voi. Mamma mia, mi dici che sono 10 giorni che non vivo più. Penso solo a lei. Passione, come ve lo dico io. Ma sempre A lei, è normale. Since 10 days I'm quite dead. Oh, so am I. Anche lei. Amore mio, vi amo. Però un attimo, stavo correndo un po' troppo. Ma che avete capito che corriamo? Ma mica lo sto dicendo a voi, a lei dovete ridurre. Sembra esso. A lei, con passione. My darling, I love you. But I am a respectable young girl, and if your intentions are not honorable, I cannot any longer. Ma che ha detto? Se ha già essere sincero, non ha già capito mai. Siamo due.
Could you come again, please? I am a respectable young girl, and if your intention are not honorable, I cannot any longer. Che ha detto? Ma mezza cosa. Ha detto che se le sue intenzioni non sono oneste, lei non potrà consentire al matrimonio perché lei è una ragazza di buona famiglia. Le mie intenzioni non sono oneste, onestissime. Io lo voglio sposare. Ditegli che mi chiamo Cesare Robivecchi, sono il capo di gabinetto del ministro di giustizia. Chiedetele la sua mano, su. His name is Cesare. Will you agree to marry him? Palumbo. Io ci ho parlato un quarto d'ora, voi 2 parole mi arronzate. Traducete meglio e con passione. Forza. Ma già capito. Forza. So will you consent to this marriage? Oh, I'm so happy become his wife. Oh. Che ha detto? Ha detto che accettiamo. One moment, just a moment. È successo, è andato We must have my parents' consent com'è and my difficile. mother. Just be happy, Rome. Com'è difficile? Che ha detto? Che ha detto? Ha detto che vuole il consenso dei genitori. Mi sembra giusto. E la madre è qui a Roma. La madre è qui. Come si chiama? What's your mother's name? Lady Aiello. La signora Aiello. No. Non è possibile, avete capito male, ripetete. È impossibile. What's your mother's name? Lady Aiello. La signora Aiello. Yes. La signora Aiello, la moglie del presidente del tribunale di Nocera. Yes, tribunale di Nocera. Mamma mia. Ma che è passato? Ma che è successo? Sono l'amante della madre da un'ora. L'amante della madre, ma come si lasciò? E mo che c'è di cacchino? E ditegli che mi sono emozionato assai. Ma non facite che la faccia, altrimenti... E secondo voi che faccia posso avere dopo quello che mi ha detto? Mamma mia, ditegli che devo fare una commissione, ditegli che devo fare qualcosa, mamma mia, inventatevi qualcosa. La mia vita è rovinata. But what's happening? Why? So it got very emotional. But it will be back, okay? Now I suggest waiting outside. Okay. Thank you. Bye-bye. Oh. Bye-bye. Questo non è in albergo, è in un manicomio. È incredibile, non sono riuscito a trovarla, deve essere tornata in albergo in sottoveste. Signor Presidente, molto lieto. Mi Palumbo, conoscete? interprete. Certo. Piacere. È chi non conosce il presidente Placido Aiello. Già sono così famoso. E ho conosciuto anche la vostra figliola, rispetto parlando, molto carina. Grazie. Non ho ancora avuto modo di conoscere vostra moglie, però so che è uscita stamattina e ancora deve rientrare. Non è tornata ancora. No, Lo sapevo, che vergogna. Carmen, Filone! Placido! Che ci fai con sto vestito? Placido, non mi dire niente. Confessa, che hai combinato? Te lo giuro, non è mio, me l'hanno prestato al ministero. Confessa, che hai combinato? No, non ci confesso, non ci fate niente. Il ministro mi ha fatto lucidare tutti gli ottoni. Gli ottoni? Ma che stai dicendo? Sì, prima mi ha fatto lucidare tutti gli ottoni e ha detto che se non mi spogliavo tu non facevi l'avanzata. Right? Sì, ha detto proprio così. Io non ci ho fatto fare la pazza, non ci ho pensato. Sapete che così si fa per avanzare. E poi mi ha fatto trasire nella stanza, l'ufficio, il gabinetto. Il segretario Cesare? Sì, ma io non lo conosco, te lo giuro, non ha già fatto niente. Io mi ho solamente spogliata, ma non ha già cucchiato niente. Non ne cucchiate niente? No. Filomè, vattene subito in stanza, prepara le valigie e stasera stessa parti per Nocera. Avimma parlare. No, ne parliamo mo'. Non è successo niente con chi il gabinetto è Cesare. Però con il ministro sì, è vero. Vattene subito in camera e oggi stesso scrivo al ministro per rinunciare all'incarico che mi ha dato. E poverino. E io me ne torno a Nocera senza che nessuno mi assolve. Tu sei pazza. Ecco fatto. Io ho un onore da difendere. E poverino. Però la toga rossa, che peccato. Che peccato. Francesco, porta questo al ministero. Benissimo. Subito. Mamma mia. La toga rossa. Pure qua. Come stai, Shushu? Niente Ciuciù, non mi chiamate Ciuciù e non mi date del tu. Arrivederci. Mi pianti così? Certo. Ma veramente, dopo quello che ho fatto oggi per te? E cosa avete fatto per me? Lo
sai dov'ero fino a poco tempo No, non mi interessa, fa? non mi interessa, non mi interessa. Al ministero. E lo sai con chi ero? Con Clemente e poi con Cesare. Ma non sai quello che mi hanno fatto fare. Pensa che mi sono rimasta senza vestiti. E per poter andare via mi hanno dato i vestiti di una povera signora che illustrava gli ottoni. Gli ottoni? Sì. Mia moglie. E io che l'ho accusata. Mannaggia te, mannaggia. È colpa tua. Colpa mia. È Ma è colpa mia, amore. È certo, Mia. sì. Se tu Perché? non avessi fatto chiudere la locanda a Nocera, tutto questo non sarebbe successo. Ma per favore. Dovrei essere arrabbiata con te. E invece no. Sono felice. Ah, sì, e perché? Felice di averti fatto nominare ministro di Roma. Ah, a me? E secondo voi io accetto l'incarico? Giammai. Veramente? Ma tu che certo. dici? Ma sei impazzito? Ma come non accetti? Allora il tuo posto lo prenderà qualcun altro. È vero, il mio sogno, la toga rossa. E allora che fai? No. Accettare una promozione grazie ai meriti sessuali di una donna? Giammai. Ma io non sono tua moglie. Questo è vero. E non sono nemmeno la tua amante. Eppure questo è vero. E allora accetta, ma che aspetti? E io che ho mandato la lettera al ministero. Ma che dici? Fa presto, corri! Subito, corro! Francesco! Chi sta proprio in un babà? Ma chi sta sul mio vestito mio? Ma chi sta vestito mio? Signora, posso chiedervi come mai avete addosso il mio vestito? È quello che voglio sapere. Voi eravate la signora che illustravate gli ottoni al ministero? Ero io. E come mai avete il mio vestito? Me l'hanno prestato al ministero, dicendo che era per la signora Aiello. Allora erano per me. Oh, veramente? Ma certo. Perché voi siete la signora Aiello? Sì, sono la moglie, la presidentessa. Placido! Tanto la morso in capo a la signora Aiello, con decenza parlando sono io. Sono riuscito a prendere la... E con la saluti a tua moglie. Ciao, moglie. E la mai, che? Non la conosco. No, non la conosco. No, non la conosco. Non l'hai mai vista? Mai vista. E tu le dici di essere la signora Aiello, cioè io. È vero, ho detto una bugia. Visto? Sì. E io che ti accusavo pure. Dovete sapere che io una mattina sono andata al ministero perché volevo parlare con il ministro e gli volevo chiedere un'informazione. Quando sono arrivata lì, l'usciere mi ha detto: il ministro oggi riceverà solo la signora Aiello. Ho detto: la signora Aiello sono io. Usciantone! Ma non sapete quello che mi hanno fatto fare! Giustamente mi hanno fatto fare. Vi ho detto tutta la verità, perdonatemi! Sì, però adesso il ministro mi deve sconfessare. Tu mi hai accusato di averti tradito e io pretendo delle scuse pubblicate. Se questa parla con Clemente siamo rovinati! Sì. Che schifo! Mamma mia! Ma che razza di albergo è questo? Tutto sporco! Bisogna pulirlo! Sì. È una pelle, non sto una pelle. Di là, t'accompagno! Vai! Mamma mia! Ma com'è possibile? Oh mamma mia! E mo intanto andiamo, se vieni Clemente, come facciamo? Non le Tu preoccupare. dici che io sono partita per Nocera. No, la faccio partire a mia moglie e la faccio tornare solo quando è caduto il governo. Va bene. Mi raccomando a te, silenzio! Sì. Va bene. C'è nessuno qua. Signor Palumbo? Prego. È tornato il signor Aiello? No. Intende la signora Aiello? La signora Aiello? No, non è ancora rientrata. Proprio Rientrerà a breve però. Mannaggia che c'è questa cosa. Problema, ecco. Il marito sa tutto
Il marito di signora sa tutto. Anzi, ha scritto una lettera al ministero nel quale affermava che lui non accetta questi scambi beceri di potere. Allora? Tant'è vero che la signora Aiello ha 2 amanti. Pensa di 2 amanti? Sì. Come 2? E voi che te sapete? Sì, il ministro e il suo capo di gabinetto. Cesare! È l'amante della... È accaduto nel suo ufficio mezz'ora fa. Nel suo ufficio? Ma fatte queste. Fatte queste ci stanno via Vari, da chi li palazzi. Da chi li palazzi a su via vai, sì. Signor Ministro! Signor Ministro! Sì, sì, io sono il ministro. Signor Ministro, Clemente Pellucci. No, è giusto un fraintendimento. No, non devi preoccupare. Cesare, vedetevi il nome di questo signore qua. Lo nominiamo Cavaliere del Lavoro. Questo qua. Sì, Cavaliere del Lavoro. Sì, perché vi ho visto sincero, onesto, bravo. Ma Presidente, grazie. Sapete, per lei è la prima volta che un uomo mi fa un regalo dopo che gli ho detto che è cornuto. Grazie. Andate. Ma che brava Cesare, Che proposito, che proposito, il marito sa tutto, Ma che state parlando? Che sto parlando, a fatica, o pratica come, il mistero, la pratica che facevo non si è mai vista una cosa di questa. Ho studiato assai. Studiato assai, lo sa tutto, sa tutto a io, ecco. No. Se sa tutto mi ho messo io in questo casino e io vi tirerò fuori. Voi capite adesso qua succede uno scandalo. Che io devo andare. Signor Ministro, signor Segretario. Signor Aiello. Sì? Qui c'è un solo colpevole. Sì. E sono io. Ma colpevole di cosa? Lui confessa, perché non ha fatto ancora la vostra pratica, non è ancora andata per il trasferimento. La pratica? Vabbè. Allora, vado a preparare ancora alcune cose. A dopo. Ministro! È un'ora. Mamma mia. È un'ora che vi corro dietro per farvi firmare questo decreto. La nomina del signor Aiello a Roma. A Roma. Ma chi ve l'ha detto a Roma? Signor Ministro, io ho preso 6 treni. Ma che significa avete perso 6 treni? Non signore, non è a Roma, è destituito dall'ufficio. Madonna, ma io che... Io che? Bisogna svecchiare, andate. Cose da pazzi. Qua succede uno scandalo, qua succede uno scandalo. Viaggia in televisione, vi fa subito un'intervista a Rai 1 che io confesso tutto. Prima che Corona si mette lui in mezzo, a essere una cosa veloce. Ecco Signor Ministro, tutto pronto. Tutto a posto. Eccomi qua. Qui la signora. Sì. Ma tu non devi andare a prendere il treno, se no lo perdi. Sì. Deve partire per Nocera. Sì. Deve partire. Vado, sì. Arrivederci, Devi partire per Nocera. Devo partire per Nocera. Sì. Devo partire per Nocera. Io vado. Arrivederci. La signora Aiello! La signora Aiello! Mia suocera! Mamma! Sì! Ma vado subito da mamma! Sì, mia suocera! Sì! Si è portato pure a mamma! Sì! Ma è una bella voce la suocera! Sì, i suoi anni se li porta benissimo! Devo dire la verità! Se li porta molto bene! Quindi voi siete... Signorina Fanny! Siete tornata? Fanny! L'impresario vi aspetta. Allora, vi ho nominato Cavaliere del Lavoro. Come l'avete chiamata a questa? Fanny! Ma questa è la signora Aiello! Ma come? Ma no, ma quella è la celebre regina del caffè Chantal, i ti dirà se Pilari indonate. Dai, ma come si fa? Fanny!
Allora posso sposarla! Vi siete presi il gioco? Nellina! Nellina! Brava signora Fanny, vi siete presi il gioco di me, di un ministro. Ora che ve lo dico, signor Ministro. È uno che ve lo dico. Io non sapevo niente. Sì. Va bene. E chi ci sta là dentro? Ministro, io vado, Chi ci sta là dentro? Non lo so. Non lo sai, Andiamo di qua. Si trova tutto quanto, bravo. Signor Ministro, Che c'è? ecco qua. Allora il signor Aiello rimane a Nocera. Il signor Aiello abbia detto che lo licenziamo immediatamente perché è un bugiardo e non può stare nel ministero. Avanti, a fare quello che fa. No. Come no? No. No. Come no? No. No, perché? Cioè mi state facendo andare avanti e indietro. E allora? No. E mo basta. E mo basta. E perché? La prima volta l'avete mandata a Littoria. E la seconda volta a Rieti, la terza a Cassino, la quarta a Viterbo, insomma sto signor Aiello ci ha fatto fare un giro d'Italia e non so cazzo ma pigliano treno per Caserta e il vostro decreto mi facete un basta! Basta! Casa è pezza di religione proprio. Vabbè, me lo scrivo io, la messa greca, me lo scrivo io, non sapete niente, signora Fanny, me lo scrivo io il decreto, penso che non sape scrivere. Penso che sul ministro sarà un salto scrivere, io so scrivere. Ecco, vai. Dov'è? Lo mando a Nocera. A Nocera? No. Come no? Ma come? Sì, a Nocera, lo mando a Nocera. Perché? Chi me lo proibisce? Io? Perché? Tu? Ma non ti ricordi? Il giorno che ci siamo conosciuti a Sì, mi Nocera? ricordo. Oh! Vabbè, lo mando a Latina. Oh, e ti ricordi? Quando mi prendesti le mani? Per piacere, E com'erano gelide le tue mani? Mi ricordo che gelida manina, sì, quindi? Vabbè, lo mandiamo a Cassino. E ti ricordi chi te le ha riscaldate quelle mani? Sì, E allora? Andiamo a Viterbo, basta, a Viterbo, E ti ricordi quando poi è andata via la luce? Ti ricordi? Cosa mi dicesti? Un po' la bocca. Vabbè, faccio via Roma, no? Mi dicesti, ho trascorso la più bella nottata d'amore. Al ministero. Serio? Così vale, poco vale la notte. Aspetta! E allora a Cesare, Cesare. Vale, Ma Cesare è stato tutto nascosto. la scusa. Abbiamo fatto uno scherzo, ti volevo fare ingelosire. Vabbè, presidente di Corte di Cassazione, Va bene? Non basta. Sai, guardi, tu sei incredibile, ma perché quando trasferimenti mi hai fatto fare? Hai la ragione, ma io, vabbè, vuol dire che quando di questi giorni ti presento al presidente. Che bello, me lo fai conoscere di persona! Sì, ti faccio conoscere chi lo guarda, come te vedo, quello ti nomina senatore della Repubblica, sono sicuro proprio. Mamma mia. Signor Ministro, mamma si dispiace ma non può venire perché non si sente bene. È bravo signor Fanny. Non si sente bene. Scusate signor Ministro. È inutile che la calata sta qua, che andare giù sta dietro. Scusate. Cosa le corna che venite te? Io ho ingannato, è vero. Però vi prego, non dite a mia moglie dove avete conosciuto Fanny. Vi prego, scusate, mi sono degno di essere punito. Se io lo dico, mi vendico. Papà? Papà? Concedete la mia mano a questo giovane. Concedete la mia mano a questo giovane? Capisco l'inglese. Yes. Oh, come? Bravo. La signora degli ottoni. Ma il ministro... il ministro sta a cuore.
La signora direttore Mi posso presentare mia moglie? Ah, vostra moglie! Filomena! Signor Ministro, però io devo dire una cosa. Questa signora qua non è la presidentessa, ha sputato il mio nome, ha sputata. Sì. Lei ha confessato. Ha confessato. quindi voi non c'entrate me, voi siete stato una povera colpevole. Grazie. Madonna mia! Vabbè, comunque finiamola qui, vi faccio presidente capo del personale del ministero. A Roma! Ecco. Grazie. Andate a Nocera, fate i bagagli e venite qua, va bene? Grazie. Grazie. Va bene così, va bene. Hai visto a Roma? Andiamo a Roma! E a me che cosa mi aspetta a me? A te tronca una bella pelle d'aina! La donna affascinante ti colpisce al primo istante. La donna che ti piace ti fa perdere la pace. Amico, ricordalo ancora per chi si innamora più scampo non c'è. Attento a te. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna, ti viene vinto da quell'incanto, sostinamente soffregando, che ci vuoi fare, siamo nati per amare, e perciò non si stancano di cantare. Pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chi è? La donna. La cosa più gradita, seppure un po' spinose, sempre sono come rose. Purtroppo qualcuna sottile si scusa, ti dice amarti non so, non posso innamorati, fortunati. Avevamo cominciato questa commedia. Abbiamo iniziato questa commedia, abbiamo avuto un po' di problemi. Il nostro amico che è qui in sala, Carmine Monda, ha avuto dei problemi fisici, quindi ci ha dovuto abbandonare e in 2 settimane e mezzo Pino l'ha sostituito egregiamente. Vi ringraziamo tutti come sempre, sperando di non avervi deluso nemmeno questa volta. Grazie di cuore a tutti. La donna affascinante ti colpisce al primo istante. La donna che ti piace ti fa perdere la pace. Amico, ricordalo ancora, per chi si innamora più scampo non c'è. Attento a te.